Si sente? Ecco. Allora, buonasera a tutti. Siamo arrivati alla terza puntata del nostro corso sull'archeologia e vetro. Questo incontro odierno chiude il panorama del vetro vero e proprio archeologico e dalla prossima puntata cominceremo a vedere i riflessi di questo vetro archeologico nel vetro rinascimentale, poi via via ottocentesco fino ad arrivare a quello novecentesco e contemporaneo. Questa sera abbiamo cominciato con il vetro più vicino a Venezia, il vetro di Altino, contestualizzato nello sviluppo storico della città romana. Poi abbiamo avuto la settimana scorsa la dottoressa Luciana Mandruzzato che ci ha fatto questo quadro vastissimo e molto approfondito della vetraria proprio direi durante tutto l'impero romano, con particolare riferimento alla Cisalpina e ad Aquileia. E adesso, per completare il panorama, facciamo un salto indietro e avremo una panoramica del vetro pre-romano, credo con un particolare riferimento a quello veneto, giusto per restare appunto in tema. Abbiamo con noi questa sera la dottoressa Giovanna Gambacurta, la quale è laureata a Padova in etruscologia con la professoressa Giulia Focolari e con una tesi proprio che riguardava del materiale altinate. La dottoressa Gambacurta è stata funzionaria della Soprintendenza ai beni archeologici del Veneto dal 2005 al 2016 e ha avuto numerosi incarichi nel territorio e ha avuto inoltre la direzione di ben 3 musei, dapprima del Museo di Portogruaro, poi del Museo di Adria e infine del Museo di Este. Nel 2016 ha vinto il concorso per l'università e dal 2016 è professore associato di etruscologia e archeologia italica qui a Ca' Foscari, alla cattedra qui a Ca' Foscari. I suoi interessi spaziano dall'etruscologia alla protostoria veneta, alla protostoria italica, con particolare riguardo ai contatti della protostoria italica con il mondo etrusco e con il mondo celtico. Dico bene? Ecco. Detto questo, non posso che dire buon ascolto e darei la parola alla dottoressa Gambacurta. Grazie. Si sente? Sì? Sì. Allora innanzitutto io devo ringraziare di questo invito, devo ringraziare... Non si sente? Più vicino? Ok. Sì, forse lo tengo... Sì, forse lo tengo in mano, è meglio. Sì, allora io devo ringraziare naturalmente di questo invito, e per me è un grande onore essere in questo posto così prestigioso. L'Ateneo, Margherita Tirelli di questo contatto, Margherita Tirelli cui mi lega non solo tanti anni di lavoro comune, dalla tesi di laurea in poi, ma anche quello che è diventato poi una profonda amicizia, quindi per me questa occasione è un'occasione veramente importante. Il vetro nel Veneto preromano e il vetro preromano in generale, cioè che cosa ci aspettiamo, no? Perché i vetri romani sono una cosa che quasi tutti li conoscono per la loro bellezza, la loro trasparenza, i loro colori, ma che cosa dobbiamo chiederci? Che cosa era il vetro prima del vetro romano, prima del vetro soffiato sostanzialmente? Ecco, è una domanda che implica tutta una serie di problematiche che magari adesso cerco di illustrarvi e in cui il Veneto ha avuto un ruolo centrale. Cioè non parliamo del vetro pre-romano nel Veneto solo perché siamo in Veneto, ma perché il Veneto ha avuto veramente, è stato un fulcro nella produzione del vetro pre-romano. E quindi partiamo un po' da lì. Partiremo cioè con un discorso che riguarda i grandi commerci mediterranei. Fino agli anni 2000, cioè fino a circa 20 anni fa, si pensava che
le prime produzioni, non solo nell'Italia settentrionale, ma in generale in Europa, le prime produzioni di materie simili al vetro, come vedremo meno trasparenti, ancora non come il vetro romano, ma le prime produzioni si fossero avviate in queste zone su un influsso sostanzialmente fenicio, cioè si diceva ma è il Mediterraneo orientale che porta la materia prima, la tecnologia, no? E poi qui comincia una produzione che è l'imitazione, l'acquisizione di una tecnica, cioè di un sapere, e la capacità di trovare anche qui delle materie prime idonee e quindi una produzione che nasce già alla fine dell'età del bronzo, quindi grosso modo XII-XI secolo avanti Cristo. L'idea quindi era che il vetro arrivasse come una produzione che veniva dall'Oriente, tanto come sapere tecnologico quanto come materie prime. Questa idea è stata rovesciata dalle analisi. I primi materiali vetrosi che si incontrano, a partire in Italia e in Europa dall'età del bronzo antico, quindi 2100 circa avanti Cristo, possono essere la faience, cioè una ceramica molto silicea che quindi in superficie forma una sorta di invetriatura, no? Nasce molto presto la faience, nel V millennio a.C. nel Vicino Oriente e in Egitto, in Italia c'è un po' più avanti. La glassy faience è una forma in cui tutto l'oggetto è un po' vetrificato, ma non ancora del tutto vetroso, cioè le sostanze non sono ancora del tutto fuse e quindi è granuloso, è ancora molto granuloso. E poi invece il vetro vero e proprio è quello in cui la fase cristallina, questa fase più granulosa, riesce a sciogliersi del tutto e quindi diciamo ha solo magari qualche granulo di materiale che non è giunto a completa fusione e quindi che non è del tutto trasparente. Quindi queste sono un po' le fasi dei vetri più antichi che conosciamo. Ma oltre a questo, le analisi che si sono avvicendate, analisi di carattere soprattutto chimico, mineralogico, a partire dagli anni 2000, sui vetri rinvenuti in Italia, nel Veneto e in alcuni centri dell'Europa centrale, hanno, oltre alle analisi sui vetri che venivano invece dall'Oriente, dalla zona fenice, hanno fatto vedere che ci sono almeno due tipologie di sostanze di base nella formazione del vetro. C'è un vetro che ha un'alta percentuale di magnesio e che contiene sempre delle sostanze alcaline, delle sostanze più basiche, diciamo così, che derivano da ceneri di origine vegetale. Questo tipo di vetro che ingloba ceneri di origine vegetale è il vetro prodotto nella zona Felicia, Rodia, Grecia, Egitto, Siria, in quella zona del Mediterraneo orientale. Invece il vetro che si trova in queste fasi antiche, cioè nell'età del bronzo antico, medio, recente e finale, voglio dire grosso modo dal 2000 al 1000 avanti Cristo, è un vetro che ha una bassa percentuale di magnesio e un'alta percentuale di potassio. Sono vetri chiamati anche ad alcali misti. Sono vetri che quindi hanno, questi sono termini tecnici, ma l'essenza è che questi vetri hanno una composizione che le analisi mineralogiche hanno potuto ben individuare e sono completamente diversi dai vetri che vengono dall'Oriente. Quindi ci sono almeno due scuole, due modalità di produrre il vetro. E questo è quello che dobbiamo un po' tenere presente. In tutta la produzione più antica, quella di cui oggi gli esemplari più antichi sono quelli che si sono trovati nella zona Boemia, nella zona della Slovacchia, sono sempre questo secondo tipo di vetro, cioè il vetro, non quello con le ceneri,
vegetali, ma quello chiamato LMHK, perché è low magnesium, poco magnesio, high potassium e un'alta percentuale di potassio, o ad alcali misti. Con questo tipo di vetro, nell'Europa centrale, almeno a partire dal 2100 a.C., vengono fabbricate le prime perline, i primi bottoni conici, un po' delle tipologie di perle che vedete illustrate in questa tavola, anche quelle che hanno le screziature, le zigrinature, non so se riesco, ecco, e intorno al bordo, eccetera. Cominciano cioè, soprattutto in sepolture di prestigio importanti, a esserci queste perle di vetro. Sono oggetti molto piccoli, ancora abbastanza opachi. Ma la composizione alla base è sempre lo stesso, è sempre la stessa. Con l'avanzare del tempo, anche diciamo nel resto dell'Europa le cose procedono sempre nella stessa maniera. Nella zona, in Italia succede qualcosa, e cioè nella zona dell'Italia centrale, dalle Marche all'Emilia, questi tipi di piccole perle di vetro, di bottoncini, si accostano ad altre perle, che sono soprattutto, scusate, non riesco a... una freccia, un indicatore, che sono soprattutto quelle che hanno, che vedete la zigrinatura centrale, e quelle che hanno quella decorazione piumata. Ecco, quelle perle sono vetri a fondente sodico, cioè sono i vetri di tipo orientale. E quindi noi pensiamo che in Italia, in questo periodo, che è l'età del bronzo recente, quindi XIII secolo a.C., ci siano due linee di vetro che si incrociano. Ci sono delle importazioni che vengono da Oriente e ci sono le perle della tradizione centroeuropea che continuano. Ci sono due produzioni di vetro che si fondono, non che si fondono, ma che coesistono, diciamo meglio. Il fatto che ci fosse un'importazione che viene da Oriente di questi vetri è ben testimoniata nel relitto di Uluburun. Il relitto di Uluburun è una delle scoperte subacquee, diciamo così, più straordinarie che ci sono state abbastanza recentemente. È una nave affondata, datata alla fine del XIV secolo a.C., scoperta appunto lungo le coste della Turchia, affondata con tutto il suo carico. E in questo carico si dimostra molto bene come in questo periodo già così antico ci fosse un grande commercio di metalli. Vedete, quello che vedete sulla sinistra è un pane di bronzo, i lingotti diciamo di metallo avevano questa forma in quel periodo, e quindi nel relitto di Uluburun tonnellate di bronzo, di piombo, quindi di materie prime destinate alle officine dei fonditori. Ma accanto a queste cose e anche a tante anfore o altri contenitori da derrate, anche vetro, sia sotto due forme, sia perle di vetro già prodotte, del tipo del vetro orientale, perché naturalmente è una nave che parte dalla costa della Turchia e che era destinata probabilmente al Mediterraneo centro-occidentale, e anche però non solo le perle, ma anche le fritte, cioè il semilavorato che era destinato alle officine e ai produttori. Capiamo quindi che in questa età del bronzo recente, in questo periodo che va dal XIV al XIII agli inizi del XII secolo a.C., c'è un commercio di vetro, c'è un commercio di prodotti finiti, c'è un commercio di semilavorato che serve a qualcuno che sta adottando queste tecnologie. E questo vetro che arriva, viaggia da Oriente verso Occidente e sono quei vetri che, come abbiamo detto, arrivano anche nell'Italia centrale. Alla fine del bronzo recente, con il bronzo finale, diciamo fine XII, XI e X secolo, dobbiamo però fermarci, arrivare in un luogo preciso, che è Frattesina di Fratta Polesine. Vedete qui il museo di Frattesina,
che è nella barchessa, in quella che vedete sulla destra, la barchessa della Villa Palladiana alla Badoera, e la vetrina dedicata ai vetri. Perché? Perché riprendiamoci l'idea di questi commerci mediterranei. Il punto rosso, che è Frattesina di Fratta Polesine, cioè un punto nel Polesine, no? Per quello dicevo prima, il Veneto è un luogo centrale nella produzione del vetro, almeno e nel suo commercio, almeno a partire da un certo momento. È stata considerata dagli studiosi di preistoria il più grande mercato europeo di questo periodo. A Frattesina arrivano una serie di prodotti che vengono da sud-est, diciamo, che vanno, come vedremo, dall'avorio alle uova di struzzo, si pensava ai vetri, e invece il vetro non arriva da oriente. E perché c'è questo grande concentrarsi di materiali lì, di commerci, la ceramica micenea, il contatto con il mondo miceneo, con gli epigoni del mondo miceneo? Perché a Frattesina arriva da nord l'ambra. L'elemento nodale è che Frattesina detiene il commercio, una sorta di monopolio. Frattesina e la zona del Polesine detengono questa sorta di monopolio della trasmissione dell'ambra che arrivava dal Baltico, scendeva attraverso l'Adige, arrivava nella zona polesana ed era materiale estremamente prezioso e richiesto. Che cos'è Frattesina? È un posto alla fine di un golfo, come dicono alcuni studiosi, perché la prospettiva che noi dobbiamo avere quando pensiamo a questi viaggi, a questi grandi viaggiatori nell'antichità che sfidavano pericoli tremendi per recarsi per mare a trovare le sostanze preziose o le sostanze semplicemente che desideravano, che rendevano prestigiosa la loro vita, non è questa prospettiva, ma è questa. L'Adriatico, cioè, non è che un golfo. Chi arriva da est, navigando da est verso ovest, a un certo punto si trova davanti a quella che comincia come un'insenatura e diventa un'insenatura profondissima. Alla fine di questa insenatura c'è il luogo dell'Ambra, il luogo delle Eliadi, il luogo in cui anche il mito colloca Fetonte, la sua caduta nel fiume Ridono, le sorelle che piangono, la trasformazione di queste lacrime in ambra, non a caso. Ecco, ma i punti rossi che vedete cerchiati in rosso sono tutto quello che ruota attorno a Frattesina, cioè tutti i piccoli insediamenti che nascono intorno a Frattesina tra l'XI e il X secolo a.C. e che ruotano attorno a questa economia, che è un'economia di produzione e di commercio, naturalmente. A Grignano Polesine la lavorazione dell'ambra che ha portato al rinvenimento di chili e chili di schegge di lavorazione, che vuol dire che c'era una produzione enorme, quasi impensabile. Il rinvenimento è di meno di un decennio fa. Ambra che troviamo poi nelle collane a Frattesina, nelle tombe, nelle sepolture femminili, anche in quelle infantili di prestigio. E oltre all'ambra, come dicevo, l'uovo di struzzo, i pettini in avorio, eccetera. Che cosa? Quindi l'ambra come prodotto di scambio che arriva da nord, i prodotti di lusso e di pregio che arrivano da sud. Tra questi prodotti di lusso e di pregio, fino a 20 anni fa, si poneva anche il vetro, come vi dicevo. Cioè, quando a Frattesina negli anni 70 del Novecento sono stati trovati non solo tantissime perle di vetro, ma elementi semilavorati, i crogioli, le fritte, si pensò appunto che fosse l'importazione di una tecnologia che, come le uova di struzzo e come l'avorio, arrivava da Oriente. È stato negli anni 2000, proprio a partire dai vetri di Frattesina, che le analisi hanno dimostrato che questo vetro era un vetro locale e che si poneva nella tradizione dei vetri delle età precedenti anche centroeuropei. Quindi, come dire,
c'è una tradizione di produzione vetraria che comincia probabilmente tra l'Italia e il centro Europa, non è ancora stato identificato esattamente dove per prima, che ha certe caratteristiche che fino a tutta l'età del bronzo finale, quindi almeno fino alla fine del X secolo a.C., inizi IX, è una produzione che si rifà su materie prime locali e ha caratteristiche proprie. E sono anche questi crogioli di fratta, anche queste fritte, anche queste magnifiche perle rosse piuttosto che azzurre, sempre con il vetro ad alcali misti. In tutto questo periodo è solo qualche sporadico elemento, qualche perla particolarmente decorata, che troviamo in Italia, che sia davvero di importazione dal vetro orientale. Questa è Mariconda di Melara, che è un sito vicino a Fratta, dove pure ci sono tanti di questi semilavorati, a dimostrare come quella fosse una produzione assolutamente intensiva in questo stesso periodo. Cosa succede? Il problema è che a un certo punto c'è un salto, cioè tutto il territorio che avete visto densamente popolato e questi centri, come Frattesina e tutti i piccoli centri che sono intorno, muoiono, scompaiono, vengono abbandonati, siamo sulla fine del IX secolo a.C. e tutto il territorio che voi vedete adesso nella carta al di sotto dell'Adige, al di sopra del Po, cioè quello che tradizionalmente chiamiamo Polesine, rimane spopolato. Che fine fanno le produzioni del vetro? Non si sa, cioè non abbiamo più niente di questo genere, non abbiamo più i centri che erano propulsori di questo tipo di produzione, di questo tipo di attività. E quindi per un po' di tempo dobbiamo sospendere le nostre considerazioni. Questo po' di tempo dura un paio di secoli, ma questo territorio verrà poi rioccupato abbastanza selettivamente dagli Etruschi, a partire da Adria, che è il triangolino che vi ho indicato con la freccia, e tutti i centri che più o meno nello stesso periodo, agli inizi del VI secolo, nascono lungo l'asse del Po, che sono centri etruschi legati a Bologna, legati a Spina, dopo a grandi commerci adriatici, dove arriva la ceramica greca, dove arrivano molti prodotti di lusso. Il vetro che arriva a partire da questo momento è un vetro che ha perso la memoria del vetro precedente. Ad Adria arrivano a partire dalla fine del VI con il V secolo una serie di contenitori da profumo e una serie di perle, che poi vedremo, che vengono dall'Oriente e che sono tutti vetri di carattere orientale, questi in particolare di produzione rodia, ne vedremo alcuni anche di produzione egizia. Sono tutti i vetri che adottano le ceneri, è un vetro a ceneri sodiche, cioè è il vetro che esisteva anche prima, ma che rimaneva confinato di più nella parte orientale e che adesso arriva invece con queste importazioni. Le importazioni di questo periodo di vetro sono per lo più contenitori da profumi, quindi viaggiano con il profumo. Un'altra cosa a cui bisogna sempre fare attenzione nell'antichità, soprattutto in questi periodi in cui sappiamo così poco, a volte anche non abbiamo tante fonti scritte, eccetera, è che cosa veniva commerciato con che cosa. Il commercio è sempre un sistema. No? Il vetro viaggia con quello che contiene, le anfore viaggiano con quello che contengono, la ceramica attica, greca, magnifica, con le sue decorazioni viaggia con il vino, perché serviva a bere il vino, e così via. Abbiamo quindi con questi vetri anche la testimonianza di una grande come dire, acuirsi del commercio dei profumi, dei balsami, delle sostanze, degli unguenti da corpo, delle sostanze profumate. Tutti prodotti sicuramente di grande lusso. Questi vetri sono i primi che conosciamo con una tecnica detta su nucleo friabile, che è una tecnica che
comincia a rendere possibile la produzione di contenitori cavi. Quello che avete visto fino adesso erano perline sostanzialmente. Il contenitore vero e proprio, che quindi deve essere cavo dentro, comincia con questi vetri su nucleo friabile in questa zona almeno. Perché appunto il nucleo friabile un nucleo friabile che si poteva poi rompere facilmente viene immerso nel vetro fuso, poi tirato fuori, decorato, raffreddato, poi si rompe il nucleo e il vetro diventa un contenitore. Ne vediamo qualche bel esempio di questi sono quasi tutti contenitori che vengono da Adria, gli ultimi due sulla destra cilindrici sono di produzione egizia, anche un po' più tardi degli altri. Il grande aumentare di materiali di pregio legati ai profumi si vede anche nella importazione di alcune forme ceramiche specifiche. Ad Adria nel VI secolo una grande lekythos, questo grande vaso a figure nere con una scena di apoteosi di Eracle, e anche una anforetta invece del tipo di Ficellura, l'anforetta che vedete sulla destra con questa decorazione molto sottile, molto raffinata, che è di produzione ionica, che quindi viene dalla costa turca. Anche questo tipo di vasi viaggia con dentro i profumi, quindi rientrano in una sorta di fattore comune, diciamo così, di commercio di sostanze preziose, destinate soprattutto alle élite. Questi vetri di questa zona sono vetri che hanno denunciato una composizione tipica della zona orientale e in particolare di quella siriaca, molto simile a quella che poi saranno i vetri di epoca romana, in cui è stato testimoniato che c'è molto utilizzo di sabbie costiere e che hanno poi l'uso abbastanza solito dei coloranti, il cobalto per il blu, il rame per i verdi, il manganese per i viola, eccetera. E quasi tutti usano il natron come fondente più comune. Questo tipo di vetro è un vetro che è più opaco, ma ha una composizione molto molto vicina ai vetri romani, e semplicemente i vetri romani arriveranno ad una fusione migliore, quindi raggiungeranno una migliore trasparenza. Da Adria come da Altino ad accompagnare i vetri sul nucleo fiabile ci sono le perle, che in questo periodo quasi tutte hanno una decorazione apotropaica, che è quella dell'occhio, la decorazione ad occhio sui vetri gialli, sui vetri turchesi, sui vetri blu, che su uno o più registri, sempre più complesse, che formano collane di grande bellezza, anche di grande, se vogliamo, molto divertenti, molto, le vedete qua, insomma, no? Hanno una grande, sono allegre, ecco. Ma soprattutto pensiamo che l'occhio avesse una funzione apotropaica, una funzione di portare fortuna, che fosse considerata importante nell'antichità, e questo lo troviamo appunto sia ad Adria che ad Altino che in altri centri del Veneto. In questo stesso periodo quello che si specializza è a volte l'idea di dare al vetro una conformazione, come i vetri ad anforetta, i pendenti che hanno la testa di un animale, o addirittura i pendenti tipici della zona di Cartagine con il volto umano, che sono fra le perle più preziose, più prestigiose e anche più immediatamente, diciamo, vivaci del periodo. Queste sono le perle ad occhio di Altino. Come vedete, tra VI e V, inizi IV secolo, c'è una grande produzione di queste perle, che sono forse l'elemento vitreo più evidente. Tutte queste perle hanno sempre la stessa composizione dei vetri orientali. Questi sono due campioni, uno da Adria e uno di Altino. Sono due perle piuttosto grandi, hanno un diametro di 3,5 cm, quasi 4, insomma sono grandi anche come elementi, quindi erano pendenti o elementi centrali, e sono state definite dalla studiosa tedesca che le ha identificate, Thea Elisabeth Evernick,
perle ad occhi compositi, perché come vedete c'è un occhio grande e dentro degli occhi più piccoli. È una tecnologia molto particolare, queste perle sono rarissime, è abbastanza raro che nel Veneto se ne trovino, mi pare, 3, di cui queste sono le 2 meglio conservate, e sono state identificate come perle di origine caucasica. Cioè, mentre le altre perle più simili, diciamo più comuni, hanno una base di produzione vitrea tecnologica come il vetro orientale, potevano essere prodotte anche qui, queste sono 2 elementi di importazione che vengono dall'ambito caucasico e che viaggiavano, secondo la Evernick, con altri prodotti di pregio, come ad esempio i cavalli, come ad esempio le sete, come ad esempio le stoffe preziose, oltre naturalmente alle spezie. Quindi anche nelle perle c'è una gerarchia e una categoria abbastanza evidente, e forse questo pregio è dato proprio dal fatto che questi occhi sono occhi compositi, cioè che il valore apotropaico della perla è più forte. Tutto questo si dissolve un po' negli ultimi secoli, IV, III, II secolo, le perle di gusto che noi chiamiamo oggi di gusto celtico, queste che hanno questa decorazione a zig-zag, un po' cursoria, hanno a volte dei colori più opachi, sono sicuramente meno, come dire, meno curate nella loro produzione di tutto quello che abbiamo visto fino adesso. E passeranno con questo tipo di decorazione anche in tutto il mondo barbarico, che dopo i grandi vetri romani riprenderà queste perle nel periodo tardo antico, riprendendone proprio il gusto della perla a zig-zag, a volte con il bianco un po' a rilievo, è un gusto che si ritrova molto anche tra VI e VIII secolo d.C. E se non sono perle, possono essere qualcos'altro. Da Adria una bella documentazione di fusaiole di vetro. Cosa sono le fusaiole? Come vedete nell'illustrazione che c'è a fianco, che riflette bene una delle principali attività delle donne di quel periodo, che era la filatura, la fusaiola è l'elemento che si infila nel fuso per tenerlo teso, per tenere teso il filo e per imprimere il movimento rotatorio al fuso stesso durante le operazioni di filatura. In genere le fusaiole sono di terracotta, i fusi sono di legno, le fusaiole di terracotta, sono strumenti molto comuni, ma siccome questa attività della filatura e della tessitura era un'attività tenuta molto in considerazione nell'antichità e un'attività di grande prestigio, a volte gli strumenti per filare e per tessere diventano strumenti preziosi. Ad esempio abbiamo delle conocchie in ambra, abbiamo delle conocchie in osso e metallo, e così abbiamo delle fusaiole di vetro. Questa, e ve ne faccio vedere altre 2, vicino a ho messo questo dipinto chiamato Le Filatrici, che è un dipinto di Longhi, che è conservato qui a Venezia alla Querini, perché mi sembrava un riferimento anche che ci riporta un po' a questo nostro mondo veneziano. Le fusaiole di vetro ci lasciano un interrogativo, che è quello, no? Ma funzionavano? È possibile filare con una fusaiola di vetro che se sbatte può rompersi così? È un po' un interrogativo aperto, però sono sicuramente il segno, il simbolo di un prestigio che si vuole dare ad un'attività di una signora che non è una filatrice qualsiasi, no? Ma che è qualcosa di più e che ha il suo strumentario, non solo quello quotidiano, ma anche qualcosa di più significativo, di più importante e di più prezioso. Una delle ultime trasformazioni che il vetro conosce è quello di un altro monile, non sono più perle, sono le armille. Sono bracciali in vetro, ne vedete qui alcuni esempi, e sono una trasformazione che nasce nel mondo celtico. Quindi ben nota in tutto il mondo, diciamo, a nord delle Alpi, a nord e nord-ovest delle Alpi,
che arriva però nei nostri territori almeno a partire dalla fine del IV e col III secolo a.C., le donne celtiche amano queste armille di vetro, colorato con questo motivo a zigzag, con un motivo ad onda, a volte con delle bugne, e questa moda prende piede abbastanza rapidamente. Dovevano essere estremamente preziose perché non se ne trovano molte, ma sicuramente, come dire, fanno parte di un costume che è un costume che diventa un costume prezioso e prestigioso, che non solo le donne celtiche a un certo punto adottano, ma anche tutte le altre, perché, come dire, quando una cosa piace, una moda piace, diventa un oggetto di moda piace, diventa un facile elemento di trasmissione, che non si ferma certo a quelli che sono, come dire, i primi, no? I primi produttori o i primi ad indossare. Noi sappiamo che le mode diventano estremamente trasversali e quindi tutto il periodo che va dal III al II secolo vede non solo le perle, quelle continuano, soprattutto quelle con le decorazioni zigzag, sono gli elementi più semplici, ma soprattutto il fiorire di questi monili particolari che sono sostanzialmente le armille e che entrano a far parte di un costume femminile. Tutto quello che abbiamo visto, dai vetri su nucleo friabile, quindi dai balsamari di vetro blu con la decorazione piumata, alle perle con gli occhi compositi, alle fusaiole, a queste armille, sono sempre vetri che hanno quella caratteristica che viene dai vetri orientali, cioè sono i vetri che hanno un'alta percentuale di magnesio e le ceneri che vengono dalle ceneri vegetali. Questo tipo di vetro è quello che diventa poi il vetro romano. E noi potremmo dire che nella grande tradizione, nella grande storia del vetro pre-romano, è esistita come una bolla. Lo dico così, un po' provocatoriamente, no? Cosa c'è di meglio di una bolla per un vetro? Una bolla che è stata il nascere, in epoca molto antica, di una tecnologia del vetro, probabilmente tipicamente centroeuropea, se non italica, che ha avuto una sua evoluzione, un suo percorso, ma che poi è andata perdendosi, mentre il vetro che ha avuto maggior tradizione e che è diventato quella magica trasparenza che è il vetro romano soffiato, è il vetro che ci viene dalla tradizione orientale. Ma potremmo dire i nostri antenati di Frattesina di Fratta non avevano imparato a fare il vetro dai Fenici, dai Siriaci, da coloro che venivano dall'Oriente. Avevano acquisito probabilmente questa tradizione da una capacità più locale, forse dal nascere in luoghi diversi del mondo di tecnologie che riuscivano a produrre cose simili a partire da materie prime solo un pochino diverse. E con questo io vi ringrazio. Grazie dottoressa Gambacurta di questa esposizione che credo abbia colmato per tutti noi un vuoto particolare, perché bene o male il vetro romano lo conosciamo molto di più, lo vediamo anche molto di più pubblicato nei libri, insomma c'è più familiare, diciamo così. Decisamente il vetro preromano è una cosa, diciamo così, più specialistica, ed è stato molto interessante anche il collegamento che la dottoressa Gambacurta ci ha fatto con altri prodotti del commercio che si accompagnavano alla produzione, al trasporto, alla commercializzazione di questi vetri, di cui devo dire, pur conoscendoli insomma anche per motivo di studio, alcuni esemplari veramente straordinari come quei balsamari di Adria, come le perle
di origine fenicia, che noi veneziani ci ricordiamo anche molto bene nella mostra, nella vecchia mostra dei Fenici di Palazzo Grassi, mi pare che fossero, se non in copertina, circa del catalogo di quella bellissima e interessantissima mostra. Allora io direi che se qualcuno ha qualche domanda da fare alla dottoressa Gambacurta, abbiamo ancora la possibilità di fermarci un po' ancora all'Ateneo. Sono stata abbastanza sintetica. Sì. Prego, se vuol venire qui con quel microfono. I microfoni sono sanificati. No, quello là è questo. Sì, così ognuno ha il suo. Sì, mi si sente? Sì, a prima vista... Ah sì, giusto. Okay. A prima vista i balsamari a nucleo friabile potrebbero sembrare soffiati. Mi interesserebbe sapere il nucleo friabile di che cos'era fatto, qual era la sostanza che aiutava sì. Allora, nei tentativi sperimentali che sono stati fatti, i nuclei friabili sono in genere delle argille molto sabbiose, quindi non delle argille che poi nel momento in cui cuociono e cementano diventano molto dure, ma appunto perché hanno un arricchimento e una componente sabbiosa, rimangono poi facili da rompere dentro. Chiaro, con un utensile, sì, immagino. In pratica io ho visto qualche immagine delle ricostruzioni sperimentali, come dire, attorno ad un bastoncino, ad una canna, si plasmava la parte, diciamo, centrale del balsamario, dandogli la forma o più tonda o più ovale, a seconda di quello che si voleva ottenere. Poi si immergeva nel vetro fuso, che in genere la base è quello blu, diciamo, quindi nel vetro di un colore. Una volta tolto venivano applicati filamenti colorati e una volta che il tutto era raffreddato si rompeva con un bastoncino l'interno, che doveva essere non un'argilla che cuocendo diventasse troppo dura, certo. E allora si arricchiva molto con la sabbia, perché la sabbia sgretola, consente di sgretolare. Perfetto. Un'ultima cosa, da un punto di vista tecnico, lei ha parlato di fritte. Cioè è un sinonimo di cotisso o no? Giusto per capire. Allora, il cotisso è una scoria di fusione. Sì. Allora, noi nella letteratura la fritta è a volte un nucleo di vetro, a volte anche più o meno circolare, che è un vetro che era preparato per essere rifuso. Quindi è quel vetro, non è una scoria, perché io credo che il cotisso... Sì. È un semilavorato. Quindi sono due cose completamente diverse. Sì. È un semilavorato, è come dire, porto un blocco di vetro blu, un blocco di vetro giallo, un blocco di vetro azzurro, a quel vetraio che lavora in una certa parte che poi lo rifonde e fa. Ok, bene, grazie molte. Grazie. Ho visto in certi oggetti dei colori rossi molto intensi. Sono dovuti all'ossido di ferro o sono dovuti a delle riduzioni? Che c'è il ferro sono certa, sì. Perché quando c'è il rosso sì, c'è il ferro. Sì. Se questo poi sia una ossidazione, una riduzione, mi fa una domanda un po' difficile per me. Dovuto dal rame, sì. No? Dal rame in riduzione che sì. Produce il rosso, sangue di bue per sì. dire, no? Sì, sì. Quindi non c'è questa tecnica, voglio dire, ecco. Cioè, io so che i rossi sono spesso legati alla presenza di ferro. Sì, certo, questo senz'altro. Più di questo non saprei dirle perché poi dovrei riguardare forse le analisi in dettaglio. Ho capito, sì, volevo capire se in quel periodo già esistesse questa tecnica riduttiva cosiddetta, no? Sì, Cioè, la questo mancanza di ossido. No, la riduzione come tecnologia
noi sappiamo che esiste. Esiste. Se poi fosse applicata al rame in quella occasione, per ottenere, questo non glielo so dire. Che esista una forma di riduzione, sì, perché sappiamo che la usano anche nella produzione ceramica, voglio dire. Sì, certo, sì. Ho capito, sì, perché ho visto questo rosso molto intenso, no, così. Il giallo è cadmio o cosa? Anche il giallo può venire dal ferro, secondo alcuni. Può venire anche dal ferro, vero? Grazie. Bene, allora se non ci sono altre domande, grazie a tutti. E ricordo il prossimo appuntamento per martedì prossimo con Rosa Baroviera che qui entreremo nel Rinascimento, ci parlerà appunto dei riflessi del vetro archeologico nella produzione rinascimentale. Arrivederci. Grazie.